Cari telespettatori, rieccoci insieme, un altro capitolo con la CIA di Padova in particolare, ma non soltanto, parliamo anche di Veneto naturalmente, relativa alle elezioni 15 dicembre, consorzi di bonifica. Ricordatevi, segnatevi questa data, è importante la partecipazione di tutti coloro che riceveranno quella busta del consorzio di bonifica che è già arrivata a casa, che dovete aprire perché poi molti prendono da pagare, la lasciano lì. No, apritela perché ci sono le modalità per esprimere il proprio voto per il rinnovo negli ambiti di gestione dei consorzi di bonifica. Noi per parlare di questo, per capire perché è importante anche partecipare a questo voto, perché la CIA è presente non solo ma con una lista unitaria insieme a Coldiretti e Confagricoltura, abbiamo i nostri esperti e quindi super esperto Maurizio Antonini, ben ritornato, direttore CIA Padova e direttore CIA Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Altrettanto super esperto Giuliano Rettore, ben arrivato qui con noi, grazie, responsabile buongiorno. Area impresa CIA Padova, candidato al consorzio Acque Risorgive. Ben arrivato anche a lei con un curriculum di tutto rispetto, perché lei ha una competenza sia nell'amministrazione sia per quel che riguarda i consorzi, quindi riesce a destreggiarsi ben bene ed ecco quindi perché la figura della sua candidatura. Però incominciamo un po' a inquadrare la situazione. L'acqua è un bene fondamentale, voi dell'agricoltura lo ripetete a piene voci, ma perché avete deciso di buttarvi in prima linea, quindi invece che delegare ad altri, insieme poi con questa lista unitaria? Beh, guardi, noi generalmente siamo, gli agricoltori sono i portavoce, ma non solo, ma dei problemi dell'agricoltura e problemi del territorio. Oggi siamo di fronte a una grande data che è quella del 15 dicembre, in cui il 15 dicembre siamo tutti chiamati al rinnovo dei consorzi di bonifica. Ricordo ai nostri telespettatori che sono 1.500.000 contribuenti che sono chiamati ad andare a votare. 1.500.000, sono tantissimi. Sono tantissimi, sono 10 consorzi e a parte la montagna che di consorzi non ne ha nulla, tutte le altre province sono tutti coinvolti i contribuenti, quindi i possessori di terreno o di fabbricati che quindi pagano i consorzi di bonifica e quindi oggi sono chiamate alle votazioni. I consorzi di bonifica sono un organismo fondamentale per l'agricoltura, ma soprattutto anche per l'acqua, per il territorio. Ricordo ai nostri telespettatori che oggi i consorzi di bonifica governano 25.000 chilometri di canali, quindi solo nel Veneto. Quindi per capire la grande portata e la grande capacità che oggi i consorzi di bonifica fanno. Oltre a questo i consorzi di bonifica hanno anche oltre 400 idrovore che portano l'acqua e la riportano al mare, perché noi sappiamo che circa il 30% del territorio veneto è comunque sotto il livello del mare e quindi vi è necessità di portare l'acqua e riportarla fuori. Quindi vedete oggi l'importanza dei consorzi di bonifica. Ma vede, quello che al 15 dicembre chiederemo ai nostri concittadini, alle persone che andranno a votare, di votare la lista Coldiretti CIA Agricoltori Italiani Confagricoltura, che è una lista unitaria del mondo agricolo. Quindi il mondo agricolo oggi con determinazione, con forza... Vediamo la seconda slide, infatti chiedo dalla regia se mettono in onda la seconda slide che è la lista di cui sta parlando. Con determinazione, con forza e con capacità vogliono entrare nella governance dei consorzi di bonifica per governare l'acqua, per la bonifica e per l'utilizzo appunto dell'attività oggi specifica dei nostri consorzi. Ecco, nella locandina, invito ancora la regia ad andare avanti, c'è una locandina proprio dove c'è scritto domenica 15 dicembre, si vota dalle ore 8 alle ore 20, vota lista Coldiretti CIA Agricoltori Italiani Confagricoltura con una bella croce e poi ci sono le preferenze. Ci sono 5 slogan in modo particolare: scegli di vivere un territorio sicuro, più efficienza e meno costi per ridurre i contributi a carico dei contribuenti. Questa è una leva molto interessante ed è la prima domanda che le faccio: come? Beh, i consorzi di bonifica hanno la possibilità di ridurre i costi di gestione all'interno dei propri consorzi e quindi ridurre la parte relativa alla tassazione che poi i consorziali, quelli che hanno terreno e fabbricati, devono gestire, devono pagare. Quindi vi è la possibilità, se il consorzio è governato in maniera efficiente ed efficace, di ridurre anche la quota consortile all'interno dei consorzi. Irrigazione e produttività agricola. Oggi l'elemento importante per gli agricoltori, qui le nostre 110.000
le aziende agricole lo richiedono sempre con forza e con determinazione, è l'utilizzo dell'acqua e soprattutto un'acqua di qualità. Se noi pensiamo a tutta l'area di PFAS oppure tutta l'area in cui c'è acqua inquinata e quindi la non possibilità dei nostri agricoltori di irrigare i campi, voi potete ben capire che la difficoltà del mondo agricolo, la difficoltà delle produzioni, la difficoltà della qualità delle produzioni che gli agricoltori oggi possono avere è seriamente compromessa. E quindi per questo noi chiediamo acqua di qualità, ma nello stesso tempo pensiamo che l'acqua è un bene importante e quindi sull'acqua dobbiamo fare due tipi di investimento. Il primo investimento è quindi rimpinguare le falde acquifere. Ecco, faccio riferimento all'area pedemontana e quindi all'area del Consorzio Bonifica Brenta, in cui vi è la necessità, gli acquedotti prelevano l'acqua dalla falda, ma vi è la necessità quindi di rimpinguare quella falda là, e quindi ci devono essere investimenti che diano la possibilità di rimettere l'acqua all'interno della falda per essere utilizzata da tutti, non solo dal mondo agricolo ma anche sicuramente dai consumatori. Ma questo non viene fatto? Viene fatto in parte perché oggi vi è stato anche, con tutta la parte inquinata di PFAS e quant'altro, gli acquedotti veneti hanno necessità di approvvigionarsi su acqua pulita, e quindi non vi è dubbio che l'acqua pulita all'interno del Veneto è su quell'area là. Chiaro che nel momento in cui tu prelevi tanta acqua, nello stesso tempo devi comunque immettere all'interno, con sistemi anche di irrigazione particolare, ma con sistemi di investimento particolare, l'acqua. Ricordo che il Consorzio Brenta ha un progetto Democrito, in cui questo progetto prevede la costruzione di una conduttura di circa 40 km che va su tutta l'area pedemontana. Si innesca l'acqua all'interno di questi tubi e i tubi per colata portano l'acqua nella falda. Oltre a questo vi è anche un ulteriore progetto fatto insieme con la Regione Veneto, fatto insieme con le aziende agricole, fatto insieme con i consorzi, che è l'irrigazione per asportazione, quindi anche in questo caso ci sono aree di forestazione. Ci sono dei filari di forestazione, all'interno di questi filari di forestazione, che oggi sono circa una cinquantina di ettari, il Consorzio di Bonifica immette dell'acqua e questa per caduta va a rimpinguare le falde. Ecco, tutto quanto questo noi dobbiamo valorizzarlo. Dobbiamo valorizzare, il mondo agricolo è il primo che lo fa, anche una riduzione dell'acqua per l'irrigazione, e quindi in questo caso abbiamo necessità di fare tutta una serie di progetti pluriirrigui che danno la possibilità alle aziende agricole sì di irrigare, ma irrigare in maniera intelligente quando serve e soprattutto per il bisogno della pianta. E quindi vede che il Consorzio di Bonifica su questo è un elemento fondamentale, importante e principale, e per questo motivo Coldiretti, CIA Agricoltori Italiani e Confagricoltura si pongono come elementi determinanti per la governance dei consorzi e quindi la lista unitaria del 15 dicembre. Non è cosa di poco conto arrivare a un accordo, una lista unitaria, cioè questa è una cosa molto importante, un passo veramente strategico secondo me. Beh, è un punto importante in cui ha visto in maniera considerevole e importante anche che i nostri dirigenti, ovviamente nelle discussioni che si fanno anche a livello regionale, vi è necessità di condividere un percorso. Ecco, io penso che questa è la risposta che noi diamo a moltissime nostre aziende agricole che ce lo hanno richiesto, nel dire: ma perché non facciamo liste unitarie, ma perché la politica non copia quello che voi state oggi facendo, mettendo al centro le problematiche di un territorio, e su quel centro delle problematiche del territorio oggi, insieme con tutte e tre le organizzazioni agricole, mettendo in campo i nostri migliori dirigenti, abbiamo la possibilità di governare questo. Io penso che questa sia una risposta importante che diamo sia al mondo politico, ma diamo anche ai consumatori e anche agli agricoltori. Assolutamente. Poi gli altri punti che secondo me sono analoghi, però hanno degli aspetti importanti, sono la sicurezza per case, capannoni, terreni agricoli, quindi non solo per l'agricoltura. Basta vedere solamente oggi, dottoressa, che guardiamo, il Brenta e il Bacchiglione oggi sono nei limiti della salvaguardia, proprio in questo momento ci stanno chiamando i nostri agricoltori dicendoci: guarda che ci sono difficoltà. Beh, io penso che se noi non abbiamo quei 25
milioni di chilometri che noi oggi abbiamo necessità di governare, ma oltre a questo le casse di espansione che abbiamo fatto per quanto riguarda il Brenta e per quanto riguarda anche il Bacchiglione, se non ci sono questi importanti investimenti che noi facciamo, beh, con gli eventi climatici che oggi ci sono e con le bombe d'acqua che noi abbiamo, molto probabilmente molte nostre zone artigianali, industriali, ma anche civili vanno sotto acqua perché c'è stata un'urbanizzazione non corretta che ha determinato un scompenso di questo. Basti pensare che in molte aree in cui c'è stata un'urbanizzazione e su questa urbanizzazione sono state fatte sulle vie, via Busa, ma ci sarà un motivo in cui quella via si chiama via Busa? E il motivo di fare un'urbanizzazione su Valli. via Busa o su via Valli o su via... Cioè, ci sarà un motivo, i nostri agricoltori ce l'hanno sempre detto, c'è stata un'organizzazione che non ha tenuto conto di questo e non ha tenuto conto purtroppo di eventi climatici, delle bombe d'acqua che oggi abbiamo, e quindi queste aree già prima compromesse oggi trovano delle grosse difficoltà, e quindi per questo motivo chiediamo investimenti importanti che devono essere fatti non solo dalla Regione Veneto ma richiedono anche dal Ministero per intervenire su questo. Ricordo ai nostri telespettatori che nel 2019 con una forte capacità politica delle organizzazioni agricole siamo riusciti a portare ai consorzi di bonifica investimenti per 160 milioni di euro. Caspita. Questi investimenti vanno su quella direzione, vanno nella direzione della sicurezza idraulica, ma vanno nella direzione anche nel ridurre l'utilizzo dell'acqua, e quindi ecco, io penso che su questo noi oggi dobbiamo confrontarci col mondo politico e confrontarci con la società civile. Tutela dell'ambiente, che è l'altro aspetto che interessa molti cittadini, ma l'agricoltura ha a cuore anche l'ambiente? Dottoressa, qui troviamo un campo aperto, cioè, diciamo sempre che nel momento in cui un'azienda agricola oggi chiude, non chiude solo l'azienda agricola e quindi la parte economica di quello che l'azienda era in grado di fare, ma quell'ambiente, quel territorio, quel paesaggio che l'azienda oggi riusciva a mantenere. Non dare acqua alle aziende agricole vuol dire perdere di redditività, vuol dire perdere le aziende agricole e quindi perdere l'ambiente e il territorio in cui queste aziende oggi vivono. Gli agricoltori, lo abbiamo sempre detto, abbiamo sempre ricordato, sono i primi fautori dell'ambiente e del territorio. Se non c'è l'agricoltura e non ci sono gli agricoltori, c'è poco ambiente, poco territorio e poco paesaggio, cosa che invece oggi sempre di più viene richiesto ai consumatori. Il prodotto dell'azienda agricola viene sempre legato al territorio in cui questo prodotto viene fatto. Io penso che questo sia l'altro aspetto importante, che i consorzi di bonifica possano dare un'importanza importante, e per questo chiediamo sempre ai nostri telespettatori che il 15 dicembre devono andare a votare, devono votare la lista Coldiretti C Agricoltori Italiani, Confagricoltura, che è la lista degli agricoltori. Perfetto. Chi meglio di voi conosce quindi il territorio? Allora, adesso passiamo all'altra parte, andiamo a scoprire chi è Giuliano Rettore. Però voglio dedicarle del tempo, quindi facciamo così, andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo e andiamo a scoprire anche le competenze, le qualifiche, anche un po' chi è effettivamente questo candidato per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ed entriamo anche nel merito di alcune questioni, tra poco.